Ma ti piace diranno? Siamo venuti a fare un'escursione a Sutempiesu e volevo chiederle da chi e come è stata scoperta. Sutempiesu, come sempre, molte volte succede casualmente. In questo caso è soltanto perché due pastori, sistemando un orto, vedono affiorare delle pietre diverse da quelle del posto e quindi, pensando che ci fosse chissà quale costruzione, hanno iniziato a scavare. Così, casualmente. Ah, ma perché è proprio Sutempiesu come nome? Ah già, questa vallata seppure si chiama Saccosta e Savinza, immagina perché Savinza, beato un vigneto, no? Ecco, in questo evidentemente qui tanti orunesi venivano per svernare con le greggi e quindi qui capita anche un signore che si chiamava Pietro Sanna, ma a Orune, e abiti chissà quanti Pietro Sanna ci sono. Allora per distinguerlo da questi Pietro Sanna, dagli altri Pietro Sanna, lo chiamavano Predu Sanna Sutempiesu e poi a un certo punto nel tempo questo diventa Su Terrinu de Predu Sanna Sutempiesu. E ecco che il nome è A quanti anni risale Sutempiesu? la fonte. Sulla base dei materiali ritrovati e sui confronti fatti con altri monumenti è databile dal 1300 a.C. con una frequentazione che arriva all'VIII secolo a.C. Questo sulla base dei reperti trovati. Ma sono stati ritrovati anche utensili, oggetti, collane o comunque... Essendo questo un luogo di culto dove le persone andavano, i pellegrini andavano in questa fonte perché convinti delle proprietà terapeutiche di quest'acqua o perché magari adoravano chissà quale divinità, ovviamente nel momento in cui andavano a chiedere una grazia dovevano portare qualcosa in offerta e quindi lì nel piccolo pozzetto nel 1981 ma anche nel 1953 vengono recuperati tanti oggetti in bronzo. Il bronzo era il metallo di quel periodo, quindi molte volte si ritrovano collane, bracciali, spilloni, anche materiali molte volte di utilizzo quotidiano come, che so, una piccola falcetta, segno evidente che anche qui coltivavano il grano. Ah, e quindi ci sono delle leggende? Cioè, credevano a qualcosa questi che ci andavano, a qualche divinità? Evidentemente, allora, ovviamente siamo in un periodo dove le popolazioni adoravano le cose naturali, le pietre, l'acqua, il sole, tutte queste cose naturali, no? E quindi molte volte succede che cosa? Che in presenza di queste sorgenti, che niente, il fatto che sia l'acqua un elemento importantissimo nella nostra vita è segno evidente che comunque all'acqua davano anche una simbologia oltre diciamo, la proprietà, quella che appunto ci permette di vivere quotidianamente, gli davano anche una valenza simbolica, cioè c'è la fede, c'è una religiosità molto profonda, capito? Ok, grazie. Grazie per le risposte. Avete già finito? Sì. Che brave! Adesso facciamo la passeggiata, già, Eia. benissimo. Ok, grazie.